Le abbiamo già dette, ma adesso proviamo a ribadire, soprattutto per quelli che non ne sono venuti le volte scorse, e poi perché ci sono delle belle novità. Sappiate che mentre la volta scorsa all'inizio era solo Padova, le prime assemblee le abbiamo fatte qui, poi ci ha seguito Verona, oggi ci sono 4 presidi a Verona, a Padova, a Rovigo e a Venezia. Le persone come voi che pensano che questa legge sia ingiusta, iniqua e sbagliata e che ne vogliono il ritiro, perché quella è la piattaforma. Noi vogliamo che questa legge venga ritirata. Il perché lo sapete bene, insomma, non ha alcun senso innanzitutto che la gente abbia questi problemi a pagare una casa popolare. Sapete tutti che c'è gente che sta già cedendo il quinto nella speranza, nella paura di dover pagare quell'affitto, ed è evidente che non è sostenibile, perché se uno non ce la fa con la sua pensione, cede anche il quinto della pensione, poi è una spirale senza uscita. Perché i parametri così come sono fatti sono ingiusti, perché queste sono case popolari e non esiste che si rapporti il loro valore a quello di mercato, visto che non sono state costruite con i soldi del mercato che piace tanto a chi ci governa oggi, ma sono state costruite con i soldi delle buste paga dei lavoratori, e quindi sono dei lavoratori, non del mercato. Una cosa volevo chiarire che ho sentito dire, ed è bene che ci capiamo: non è un provvedimento che è stato preso né dai sindaci e dai comuni né dallo Stato. La radice di questo problema sta nell'autonomia regionale, forse bisognerebbe fare anche un ragionamento su quello che è già stato fatto e quello che potrebbe succedere se l'autonomia regionale aumentasse, ma questa è una decisione della Regione Veneto e della giunta della maggioranza che governa questa regione. Della Lega no! Ecco, detto in chiaro, senza volerla buttare in politica, ma è bene che ognuno si assuma le sue responsabilità, sappiatelo. L'ultima cosa che vi volevo dire, scusate, è: la volta scorsa, sapete, abbiamo fatto un corteo. Quel corteo c'è stato un problema, qualcuno di noi è stato denunciato. Non è un problema la denuncia, quello che vi volevo dire è che quella cosa lì dimostra non sono i poliziotti che sono qui il problema, o quelli che ne hanno la responsabilità, né quelli che ci hanno denunciati. Il problema è chi pensa che qualunque cosa vada governata con la forza e col controllo. Questa sì è un'idea del governo nazionale, questa sì è una conseguenza dei provvedimenti presi da questo governo, e quello è il problema. Loro vogliono che voi teniate giù la testa e che non che vi spaventiate, che non abbiate la forza o il coraggio di uscire fuori e dire quello che volete. Bene, sappiate però che o questa cosa diventa, ed è come ora e rimane finché non cederà il nemico, una cosa di massa, oppure avremo perso, ed è esattamente quello che vogliono: mettervi paura e farvi pensare che poi, se mettete il naso su, magari vi beccate una denuncia e chissà cosa succede. Non è così. Se siamo in tanti e proseguiamo su questa strada, e dappertutto si prosegue, abbiamo la forza per fargli cambiare idea. Avete la forza per fargli cambiare idea, perché questo movimento siete voi. Noi possiamo darvi una mano a organizzare, possiamo chiedere i permessi, ma il movimento siete voi, le decisioni dovete prenderle voi, e questa cosa qui ha la speranza di vincere finché ci siete, finché parlate con gli altri che sono nelle vostre condizioni e li convincete ad aumentare questa forza. Grazie a tutti.